Benvenuti a tutti. Io sono particolarmente felice di poter presentarvi in prima nazionale Open Udine, che è una piattaforma, un progetto. Mi hanno levato. Che è una piattaforma e un progetto che ha uno scopo, che è quello di cercare di avvicinare i cittadini alla politica. L'obiettivo di Open Udine è quello di aprire i dati del Consiglio Comunale e della Giunta ai cittadini. È un sito web. Avevo scritto. È un sito web attraverso il quale i cittadini possono vedere rispetto ai consiglieri comunali, agli assessori, al sindaco, tutti gli atti che vengono fatti, anche prima che vengano approvati, possono commentarli, possono votarli, ed è un modo per cercare di aprire il più possibile l'attività dell'amministrazione ai cittadini. Questa è una delle tante attività che io ho cercato di portare avanti insieme ai miei collaboratori in Comune di Udine per cercare di contrastare purtroppo questo modo di cattiva interazione tra cittadini e amministrazione, che spesso non c'è, e magari quando c'è è una interazione che fa contrapporre i cittadini agli amministratori. Questo non è quello che vogliamo, perché invece l'idea che c'è dietro Open Udine è quello di innescare meccanismi virtuosi, perché solo innescando meccanismi virtuosi di collaborazione, di partecipazione, di informazione, allora si riesce a guadagnare tutti e la società migliora. E allora è per quello che, grazie all'associazione Open Polis, che ha già fatto un lavoro di questo tipo per il Parlamento, allora abbiamo cercato di ragionare su come quell'esperienza, che secondo me è meravigliosa, il sito parlamento.openpolis.it, in cui qualunque cittadino può monitorare gli atti che vengono portati avanti dai vari parlamentari, dagli onorevoli, dai senatori, può inserire, può registrarsi, può inserire gli argomenti di proprio interesse e viene costantemente aggiornato via posta elettronica delle novità relative ai parlamentari o agli atti di proprio interesse. Abbiamo iniziato a ragionare su come era possibile replicare quel progetto anche in chiave pubblica amministrazione di livello locale. E abbiamo lavorato in collaborazione, credo, per più di un anno, e finalmente il risultato è qui. Lo presentiamo oggi in prima nazionale, e il mio auspicio è duplice. Da una parte, come tutti gli strumenti del web 2.0, questo è uno strumento che aumenterà di valore man mano che i cittadini inizieranno a usarlo. Più cittadini lo conosceranno, più cittadini lo inizieranno a usare, più avrà un valore anche sociale questo strumento. E quindi spero che tanti cittadini rispondano positivamente a questa sollecitazione. Il secondo auspicio è che anche gli amministratori lo utilizzino, perché questo è un meccanismo per metterli in contatto. È uno dei tanti, ce ne sono tanti di meccanismi per mettersi in contatto con il proprio elettorato e con i propri cittadini, e questo è un ulteriore meccanismo che sfrutta gli strumenti delle nuove tecnologie per rendere la partecipazione e la trasparenza ancora più efficace. E allora io spero che tanti altri comuni seguiranno l'esempio di Udine. Io so che ce ne sono svariati che hanno mostrato l'interesse. Con il comune di Senigallia abbiamo lavorato per un certo tempo, poi alla fine hanno avuto qualche problema burocratico, poi alla fine sono sempre quelli che rendono le cose un po' più difficili, però io sono sicuro che anche Senigallia presto seguirà il comune di Udine, e spero e mi auguro che
anche a seguito della partecipazione dei cittadini, anche vedendo i risultati di cosa vuol dire utilizzare le nuove tecnologie per aprire il governo, per avvicinare gli amministratori ai cittadini, allora seguano tanti altri comuni. Io per questa prima nazionale devo veramente ringraziare Riccardo Luna, che è il fondatore di Wired Italia e che è venuto qui a Udine a presentare insieme a noi il progetto. Io veramente lo ringrazio perché chissà che cosa vuol dire. Ecco, nonostante tutto lo ringrazio perché appunto ci ha dimostrato una grande amicizia e quindi gli passo la parola perché così ci spiegherà qual è l'importanza di questi strumenti. Grazie. Grazie Paolo. Io credo che il ringraziamento dell'assessore fosse dovuto soprattutto al fatto che ieri mi sono presentato col collarino perché mi ero fatto male al collo e ho un po' di medicina addosso, quindi mi ha visto, diciamo, claudicante, un po' ammalato e ha apprezzato il fatto che fossi qua. In realtà sono venuto con grande gioia perché io sono presidente di un'associazione che si chiama Wikitalia, che si occupa di collaborare con le pubbliche amministrazioni e spiegar loro perché è così importante l'Open perché è così importante favorire strumenti di trasparenza, di partecipazione e di collaborazione con i cittadini. Quando è nata Wikitalia un anno fa io l'ho chiamata democrazia aumentata, in realtà è una democrazia partecipata, una democrazia aumentata e partecipata dalla collaborazione con i propri cittadini. Il prerequisito fondamentale per chiedere ai cittadini collaborazione e partecipazione è la trasparenza, perché noi un'amministrazione sta chiedendo ai cittadini una delle cose più preziose che hanno, che è il loro tempo. Andare su un sito e informarsi o dare dei pareri costa fatica, costa tempo e uno lo fa, se quei pareri e quei giudizi e quei commenti vengono ascoltati e ne viene tenuto conto, 2 se ha tutti gli elementi per poter intervenire e giudicare. Cioè la trasparenza è il prerequisito essenziale per chiedere a qualcuno vieni e dammi una mano a governare meglio questa città, è la cosa fondamentale. Quest'anno in Italia sono successe tante cose positive in questo senso, c'è una parola che era sconosciuta fino a qualche anno fa, che è la parola open data, dati aperti pubblici, sta cominciando finalmente a prendere piede, ci sono tante amministrazioni che cominciano a fare open data e noi speriamo che su quei dati possano nascere applicazioni utili, applicazioni che servono a rendere la vita dei cittadini più semplice e non solo essere più informati ma avere i servizi in maniera migliore. Questa qua ovviamente non è un fenomeno italiano, è un fenomeno mondiale, soprattutto la trasparenza è una cosa che costa fatica ai politici perché non ci sono abituati. Ci sono 2 esempi mondiali secondo me che danno l'idea di quanto sia facile, utile, importante e ingaggiante farlo. Uno è un'applicazione che è stata fatta negli Stati Uniti che si chiama White House Visitors, che ti dice in tempo reale le persone che sono andate alla Casa Bianca, quante sono, quali sono le persone più visitate alla Casa Bianca e chi sono quelli che sono andati a incontrare. E quindi viene fuori, per esempio, la statistica di stamattina è che Barack Obama alla Casa Bianca, ovviamente la persona più visitata, ha visto 14.389, ha avuto 14.389 visite. E la seconda persona più visitata alla Casa Bianca non è il vicepresidente, ma è la coppia Barack e Michelle con 5.429. Non solo ci dicono chi sono le persone più visitate, ma ci dicono anche chi è andato alla Casa Bianca. E quindi se noi dovessimo scoprire che i petrolieri, la lobby dei petrolieri è andata per un mese di fila alla Casa Bianca e la Casa Bianca non ha ascoltato gli ambientalisti e poi esce fuori una legge di un altro tipo, magari il Presidente lo deve spiegare perché ha visto per un mese i petrolieri. È un fatto di trasparenza che avvicina le persone alla politica. L'altro esempio che a me piace molto è quello di Buckingham Palace. Le spese della regina sono tutte in rete. Ed è una roba che sarebbe bello se potessimo fare anche in Italia, pensate se si potesse fare col Quirinale. Non si tratta di contrapporre i cittadini alla politica, si tratta di avvicinare la politica ai cittadini, perché questi strumenti, questo strumento come Open Municipio, sicuramente all'inizio sui consiglieri comunali può risultare un po' ruvido, soprattutto perché sta arrivando alla fine di un mandato legislativo e quindi di fatto non solo va online ma diventa anche un bilancio di come è andato quest'anno, di come sono andati questi anni, chi ha fatto più cose, chi è stato più presente, chi ha presentato più atti, cosa ha discusso, ma da lì in poi diventa uno strumento utile, perché io credo che anche i politici, quando sanno che sono in rete, si comportano meglio e di più, quando hanno uno strumento continuo di contatto con i cittadini, probabilmente le loro scelte saranno migliori, potranno tener conto di quello che viene fuori nel dibattito cittadino, potranno avere informazioni che non riescono ad avere. Uno dei cardini della cultura digitale è quello che là fuori c'è sempre qualcuno che ne sa più di noi e vale sempre, cioè esiste sempre qualcuno che sa più di noi. Questi strumenti servono ad ascoltarlo, servono a dire guarda mi interessa il tuo parere, vieni,
la porta è aperta, aiutami a prendere una delibera in maniera migliore, tenendo conto di tutti gli elementi. E tra l'altro che cosa vuol dire questo? Quando la cittadinanza riesce a partecipare alle scelte dell'amministrazione, è la volta che finalmente le leggi o le delibere diventano finalmente efficaci. Noi siamo pieni di leggi inapplicate, pieni in questo paese, no? Perché la gente non le sente come proprie, non le vive e quindi di fatto non diventano mai vere. No? Ci sono studi sociologici famosissimi che dicono che la legge non è legge fino a che non entra nella vita delle persone. Allora, in realtà, quando una delibera viene discussa dalla cittadinanza, ci sono tutti gli elementi per migliorarla e questo iter avviene in Consiglio Comunale ma avviene anche in città. Sicuramente il giorno che poi viene approvata l'efficacia di quella delibera è molto maggiore. Allora io credo che questo strumento di trasparenza è essenziale. Mi faccio davvero i complimenti alla città di Udine che è partita, perché non era facile partire. Io in quest'anno e mezzo di Wikitalia ho girato l'Italia, ho girato tanti comuni anche con Vittorio Alvino e ho visto da un lato il grande interesse che c'è quando si presenta lo strumento nuovo municipio, dall'altro la grande difficoltà per farlo partire. Cioè, a fronte di tanto interesse non c'è nessuno che ha avuto il coraggio di dire domani lo voglio. Tutti quanti dicono bello, parliamone. Però siamo ancora alla fase dello bello, parliamone. Udine è andata oltre. Udine intanto oggi lo mette in campo, fa vedere che si può fare, fa vedere che diventa uno strumento utile. Ovviamente, come ha detto l'assessore, è utile se i politici lo usano e se i cittadini lo usano. Ha un'interfaccia semplicissima. Io dico sempre che le cose in rete, se non sono facili, non funzionano. Cioè, se mia mamma riesce a stare su Facebook senza esitare, perché è facile. Ecco, questa roba qui deve avere la facilità di un social network, che lo vedrete che ce l'ha, e allora se diventa facile, diventa utile, anche la qualità della politica è migliore e anche la distanza tra politica e cittadini si diminuisce. È uno strumento contro l'antipolitica, secondo me. E su questo lascerei la parola invece a Vittorio Alvino, che del progetto ha fatto tutto. Buongiorno. Grazie. Io aggiungerei soltanto 2 elementi, poi magari brevemente vi faccio anche scorrere un po' qualche pagina del sito per capire come abbiamo tentato di tradurre in pratica questi obiettivi di cui si è parlato. È una piccola grande rivoluzione quella che celebriamo oggi, perché appunto questa di Open Municipio è sempre stata una gran bella idea che abbiamo provato a realizzare in varie parti d'Italia, ma soltanto Udine siamo davvero riusciti. E quindi oggi celebriamo la possibilità di avere un precedente, quindi di dire che è possibile aprire l'attività e i dati di un comune che, a differenza del Parlamento, non ha proprio la possibilità fisica di rendere accessibili i dati del Consiglio e della Giunta. Nel senso che mentre con Open Parlamento noi comunque avevamo di partenza i dati messi a disposizione dal Parlamento sui siti internet di Camera e Senato, per quanto complicati da capire, da andare a scovare, comunque i dati c'erano. Nel caso del Comune invece la rivoluzione sta nel fatto che, come voi sapete, la pubblicità degli atti del Comune avviene attraverso l'albo pretorio, un albo pretorio online, cioè una sorta di bacheca elettronica dove vengono pubblicati tutti gli atti che sono stati deliberati da Giunta e Consiglio e anche altri atti. Ma appunto la pubblicità e quindi l'accessibilità per i cittadini a questi atti è attraverso questa bacheca elettronica, che è una pubblicità limitata nel tempo, è soltanto per 15 giorni e avviene soltanto sugli atti che sono stati approvati, cioè quando i giochi sono fatti. Quindi se un cittadino di Udine volesse accedere alla delibera del proprio Consiglio, che è un po', come dire, rappresenta quello che per i cittadini italiani sono le leggi, deve chiedere una procedura di accesso agli atti e deve motivare la sua richiesta, per cui l'accessibilità ai regolamenti, alle norme che disciplinano la vita di una comunità sono come dire, soggette ad una richiesta rivolta all'amministrazione, una richiesta alla quale che potrebbe anche avere un esito negativo. Oggi diciamo che questo sistema di accessibilità può essere completamente ribaltato. Non soltanto tutti gli atti deliberati, approvati dal Consiglio e poi anche dalla Giunta del Comune di Udine sono disponibili online dall'inizio della consigliatura fino alla sua fine, ma cosa forse altrettanto importante è che tutti gli atti sono disponibili, accessibili, leggibili, scaricabili dai cittadini dal momento in cui sono presentati.
quindi prima che le decisioni vengano assunte. Questo ribalta completamente il rapporto tra cittadini e governanti, tra eletti ed elettori. Perché ogni atto, nel momento in cui viene presentato in forma di proposta, è una proposta che è rivolta agli organi deliberanti, ma è una proposta che può essere conosciuta anche dai cittadini, che possono intervenire su questa proposta, possono fare dei commenti, dire se sono a favore o contrari, possono anche votarla. E di qui, sulla base di questi dati, di queste informazioni, si può prefigurare quello che è l'obiettivo di Open Municipio, una relazione differente, una relazione aperta, una relazione più paritaria tra governanti e governati, sulla base appunto di informazioni, di dati che abbattono quella asimmetria informativa per cui da un lato c'è chi decide e mette a conoscenza i propri elettori e rappresentati soltanto dopo che le decisioni sono state assunte, e dall'altro ci sono i cittadini che al limite possono soltanto protestare quando i giochi sono fatti, magari andando a bloccare un processo di governo di una città o di un paese. Qui diciamo la cosa può funzionare in maniera differente. Le proposte sono accessibili a tutta la comunità e da quel momento in poi tutti possono intervenire su questo e si innesca un gioco che potrebbe essere sia di conflitto ma anche di collaborazione per trovare delle soluzioni migliori per tutti. Vi farei vedere un po' qualche pagina principale, quella che vedete è l'home page. Diciamo che abbiamo subito una maschera di ricerca qui dove si può digitare un qualunque nome e si può accedere direttamente alla pagina del politico. Più in basso abbiamo l'agenda, cosa succede in comune. Questo è rendere accessibili e aggiornate le informazioni di questo titolo, cioè l'agenda delle commissioni, dei consigli e della giunta è un passo fondamentale per un cittadino che è interessato a un determinato argomento, sapere quando quell'argomento, quell'atto viene discusso e magari appunto presenziare, monitorare, seguire. Qui abbiamo nell'home page una serie di punti di accesso, di entry point a tutti i contenuti del sito. Qui ci sono gli ultimi atti presentati, le ultime attività dei cittadini, i cittadini che possono, come dicevo prima, monitorare un atto, monitorare un argomento o un politico e poi commentare e votare, quindi c'è un rendiconto anche di questo tipo di attività. Poi c'è una sintesi, dei più presenti al voto, dei politici che sono più monitorati, cioè più seguiti dai cittadini, e poi appunto i consiglieri che hanno presentato più atti. Infine, più in basso abbiamo gli atti più in evidenza, i voti chiave, quelli che la nostra redazione definisce come i voti più importanti della consigliatura. E poi qui abbiamo una nuvola di argomenti, cioè gli argomenti che riguardano gli atti. Possiamo andare a vedere per esempio la pagina di un politico, scegliamo questo qui, e nella pagina del politico tutte le attività dall'inizio della consigliatura sono riassunte in questa pagina. Abbiamo in questo caso gli atti che ha presentato e lo status di questi atti, se sono in esame, se sono approvati, se sono stati votati dai cittadini e se hanno ricevuto dei commenti. Qui sul lato abbiamo elencati gli argomenti principali di cui si occupa il politico, quindi quelli che sono più in evidenza sono gli argomenti ai quali si è dedicato di più. E poi abbiamo sempre sul lato delle ultime le news sull'attività del politico, per cui qui in alto vedete c'è la possibilità di seguire il politico. Nel momento in cui un utente registrato decide di monitorare il politico, riceverà direttamente nella sua casella di posta elettronica tutti gli aggiornamenti sull'attività che quel politico svolge, quindi se presenta nuovi atti, se gli atti ai quali lavora sono stati approvati, se sono stati commentati o votati da altri cittadini, e quindi c'è la possibilità, l'altro obiettivo è evidentemente quello di rendere più semplice, più facile, più accessibile la partecipazione all'informazione attraverso uno strumento come Open Municipio. Vedete qui abbiamo una classificazione per argomenti
di tutta l'attività del Consiglio e della Giunta, per cui se io sono interessato all'argomento mobilità, vado in questo argomento e ho riassunti tutti gli atti che riguardano quell'argomento, ho le indicazioni di qual è l'agenda, di quali sono i prossimi appuntamenti, quando atti che riguardano la mobilità saranno discussi in Consiglio, in Giunta, nelle commissioni, e posso decidere di monitorare questo argomento e quindi di ricevere direttamente nella mia posta elettronica tutte le novità e le informazioni che riguardano quell'argomento. Quindi, come dire, seguire la mobilità per chi si interessa a questo diventa molto più semplice. Poi posso accedere al motore di ricerca per tutti gli atti e qui attraverso dei filtri posso per esempio andare a vedere tutte le interrogazioni e dall'elenco delle interrogazioni che sono organizzate anche cronologicamente per anno, per esempio andare a vedere quelle del 2012 e tra queste poi andare a scegliere una interrogazione che mi interessa e avere le informazioni sullo status, se ha ricevuto risposta oppure no, chi l'ha presentato e quant'altro. Infine volevo farvi vedere l'organizzazione per esempio delle informazioni che riguardano il Consiglio. Ecco, qui noi abbiamo in questa pagina una lista di tutti quelli che sono i consiglieri e di tutte le informazioni per presente, per voti ribelli. I voti ribelli sono i voti che un consigliere esprime in dissenso rispetto alla maggioranza del gruppo di appartenenza. E poi appunto gli atti che il consigliere ha presentato e il numero di cittadini che lo seguono, che lo monitorano. Anche qui chiaramente abbiamo un'agenda degli appuntamenti del Consiglio, delle commissioni comunali e abbiamo anche un'organizzazione per gruppi consigliari. In questo caso ho preso quello, per esempio ne prendiamo uno con più componenti. Ecco, le stesse informazioni sono aggregate anche per gruppi. Il singolo consigliere può avere la possibilità, accedendo a Open Municipio, anche di spiegare, di motivare gli atti che ha presentato e raccogliendo commenti, valutazioni dei cittadini può appunto entrare in una discussione, in un dibattito informato con loro. Direi che sostanzialmente questi sono gli aspetti principali della piattaforma, la piattaforma che si inaugura oggi qui a Udine, ma che è una piattaforma che ha l'ambizione di diventare piattaforma nazionale. E quindi il precedente di Udine ci consentirà di dire da oggi in poi che questa piccola grande rivoluzione è possibile, la possiamo esportare in altre città, tendenzialmente in tutti i comuni italiani. Esiste una piattaforma, esiste un software che è stato già realizzato. La scelta fondamentale che devono fare l'amministrazione è una scelta di carattere politico che mette in gioco un po' di coraggio e molta caparbietà. Il coraggio è quello di sfidare i luoghi comuni, tipo che se metti a disposizione i dati e le informazioni poi i cittadini non capiscono o che questi dati, queste informazioni possono essere usati in maniera fuorviante. E la caparbietà sta nel fatto di non soltanto appunto affrontare questi contrasti dal punto di vista politico, ma anche e soprattutto cercare di cambiare la mentalità e le procedure interne all'amministrazione, perché tutta la registrazione e la documentazione dei processi di giunta e di consiglio è registrata e gestita secondo una logica interna. Sono cose che riguardano noi, sono cose che riguardano gli uffici, sono gli interna corporis dell'amministrazione. Ribaltare questo meccanismo e dire no, l'amministrazione, l'attività dell'amministrazione, tutti i dati e i fatti dell'amministrazione sono innanzitutto un interesse pubblico, appunto richiede molta caparbietà, però oggi diciamo che anche questo è possibile
e speriamo che sia un inizio di un cammino lungo. Grazie.